Seconda parte di Venezia 2026, speciale Venezia al voto, candidato sindaco Corò. Quale scelta difficile o impopolare sarebbe disposto a prendere per Venezia? Beh, una delle iniziative che intenderei prendere fin da subito è quello di metterci la parola fine alla moschea in Via della Giustizia, in quanto irrealizzabile. Io sono l'unico candidato sindaco che non si è nascosto dietro a paraventi pur di avere del consenso. Noi diciamo, è ora di farla finita, che ci siano delle etnie che pretendono di fare e agire come vogliono, in barba alle nostre leggi. No, chiunque viene in Italia deve rispettare le nostre leggi, soprattutto le autorità religiose, perché come possiamo noi sperare poi che i loro concittadini, i loro connazionali rispettino le leggi se non pretendiamo il rispetto da parte della loro guida spirituale? Ecco, questa senz'altro per molti è un'azione impopolare, ma noi la riteniamo un dovere. Ecco, questa senz'altro è la prima. Poi ovviamente ci sono gli interventi sul degrado da fare, sulla sicurezza. Diciamo che sono molte le situazioni che necessitano di interventi urgenti. Abbiamo il problema, ad esempio, del racket degli alloggi, abbiamo il sovraffollamento negli appartamenti, abbiamo questi sono fenomeni legati agli stranieri, abbiamo che molti nostri anziani che abitano ai piani alti spesso diventano ostaggio degli altri inquilini degli appartamenti, spesso stranieri, che non pagano le spese condominiali e di conseguenza vengono tolti i servizi. Sì, ma questi servizi vengono tolti anche a chi li paga. E ci sono, ripeto, anziani che non possono muoversi di casa perché non possono affrontare le rampe di scale. È ora di metterci la parola fine. Noi su questo siamo intenzionati ad essere vicini ai nostri concittadini attivando l'assessorato ai diritti del cittadino. Ecco, ricordo che io sono stato in tempi non sospetti già assessore a questo incarico e sono riuscito a fare molto per il bene comune. Vorrei poter ripresentare questa opportunità per la città. Come pensa di reperire le risorse per realizzare il suo programma? Allora, innanzitutto controllando le spese. Noi abbiamo, ahimè, denari che finiscono ad associazioni più o meno riconoscibili nello scenario collettivo, ma pure attraverso i finanziamenti. Abbiamo perso tanti finanziamenti, anche del PNR, semplicemente perché non vengono seguiti. Ci sono finanziamenti da chiedere allo Stato, all'Europa. Venezia avrebbe anche l'opportunità di chiedere di diventare come Roma capitale, ovvero una città dove rimangano maggiori risorse proprio per la sua struttura. Ne parliamo da anni. Noi ci faremo promotori di iniziative per pretendere dal governo centrale il riconoscimento anche per Venezia della sua unicità e del bisogno, magari anche attraverso la forma del Portofranco, il bisogno di mantenere più risorse nel territorio. Che metodo di governo intende adottare e che tipo di squadra immagina? Allora, la nostra è una squadra di persone capaci, persone che hanno già dimostrato nella società civile di essere in grado a sostenere un ruolo così importante come deve essere quello del consigliere comunale o dell'assessore, una squadra di persone estremamente motivate e fuori comunque dai giochi di palazzo.
La nostra è una lista di persone capaci, competenti, ma che non vogliono scendere a compromessi. Vogliono rimanere politici con la P maiuscola. Basta con quello che abbiamo visto negli anni scorsi di malgoverno, tanto a destra quanto a sinistra. In Venezia, come ricorderete, è salita alla ribalta delle cronache tanto per la sinistra quanto per la destra. E questo non fa onore alla nostra città, che nei secoli ha sempre saputo governare seguendo la logica del buon governo. Domanda finale. Perché un cittadino dovrebbe scegliere lei e non un altro candidato? Perché noi siamo di fatto il terzo polo. Siamo persone, come dicevo prima, con competenza, pulite, che sono pronte a rimettersi in gioco, al di là degli schieramenti che già abbiamo visto governare questa città. Poi ci sarà senz'altro un ballottaggio, è inevitabile, vista la frammentazione del voto. Noi si valuterà se o meno a presentarci, però se questo avverrà pretenderemo accordi sottoscritti e pubblici. Non ci interessano le poltrone, ma il bene comune. Quindi invitiamo a votare. Noi siamo nella scheda in alto, siamo il secondo partito quando si apre la scheda a sinistra. Invitiamo a votare Futuro per Venezia e Mestre. Grazie al candidato sindaco Luigi Corò della lista Futuro per Venezia Mestre. Questa era Venezia 2026, uno speciale di Venezia al voto. Tutte le interviste sono disponibili su Televenezia.